nero per un po' più corta. E sulle immagini di Rally Chuck dal mondiale WRC in Sardegna, un ben ritrovati da Marco Angileri a F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport su Telefriuli. In questa nuova puntata partiremo con Abilmente in Pista, un'iniziativa che lo scorso fine settimana ha coinvolto i ragazzi dell'Anfas nel circuito di Tolmezzo, ma prima ci sono le notizie. Le immagini che stiamo vedendo arrivano dalla Spagna, dove lo scorso fine settimana si è corso il doppio appuntamento valido per il campionato del mondo trial a Hospitalet d'Infant. Ottima prestazione per il pilota friulano Giacomo Brunisso, che nella classe trial 3 conclude al 9° posto al sabato, migliorandosi la domenica con un'ottima quinta posizione e migliore dei piloti italiani. Ciao a tutti, ho appena terminato qua il weekend a Tarragona. Ieri non è andata proprio benissimo perché ho chiuso nono, mentre oggi mi sono riscattato arrivando quinto. Speriamo di migliorare ulteriormente la prossima settimana ad Andorra e appunto grazie, ci sentiamo la prossima. Sabato 11 giugno nel circuito di Tolmezzo, nell'ambito dell'evento Track Day con prove per vetture da competizione, l'Anfas Alto Friuli ha organizzato il primo evento Abilmente in Pista, il cui obiettivo era offrire a persone maggiorenni con disabilità la possibilità di sperimentare la guida di autovetture stradali messe a disposizione dalle autoscuole del territorio con i loro istruttori di guida. Abilmente in Pista ha dato anche la possibilità a questi ragazzi di sperimentare l'ebbrezza, di salire su un'auto da rally guidata da piloti esperti. Un'iniziativa volta a favorire l'inclusione sociale per le persone diversamente abili. Testimonial dell'evento il campione di automobilismo Gianni Marchiol, che per l'occasione ha promosso il libro dedicato alla sua carriera, scritto da Gianclaudio Baschirotto. Giancarlo Silverio, anima di questo evento importante che coniuga disabilità con il mondo dei motori. Le cose sembra stiano veramente andando bene. Posso dire che stanno andando non bene ma benissimo, è una giornata particolarmente bella e molto nutrita come partecipazione di pubblico e di rappresentanti sia delle scuole guide che del mondo dei rally, quindi le aspettative si stanno confermando nel migliore dei modi. Vedo tanti ragazzi, felici volti, sorridenti, con belle opportunità di montare all'interno di un'auto da corsa oppure di guidare una vera e propria vettura. Queste sono delle belle soddisfazioni sia per loro ma anche per voi. Difatti questo era l'obiettivo primario del progetto. Ce lo stanno dicendo ora loro, l'hanno appena detto poc'anzi in radio, la grande soddisfazione che stanno ricevendo da questa opportunità che gli stiamo dando. Ci sarà una continuità a questo tipo di evento? Questo evento è il primo e il focus sarà proprio Abilmente in Pista, laddove sono partito dal mondo dei rally ma verrà esteso al mondo dello sport in generale, perché possa essere l'obiettivo e la voce diretta di riuscire a coniugare l'attività dei ragazzi abilmente che fanno un'attività sportiva invitando dei ragazzi disabili a praticare la stessa attività sportiva. Voltando pagina, il ritorno nel mondo dei rally dicono sia abbastanza prossimo per Giancarlo Silverio. Me lo auguro, la macchina è ferma lì che aspetta. Spieghiamo quale auto. L'auto è quella che 30 anni fa guardavo da fuori e invece adesso l'abbiamo portata in Carnia, una 205 1009 Gruppo A, una macchina di assoluta preparazione e con la quale quest'anno dovrò imparare a salirci sopra, sperando poi il prossimo anno in quello che noi chiamiamo aiuti per fare il campionato italiano rally storiche. Io alla fine ci tengo molto a questa manifestazione perché
Ritengo che noi siamo fortunati e certe persone, certi ragazzi, hanno bisogno di capire cosa vuol dire fare quello che noi lo facciamo nella normalità, e di conseguenza cerco nel mio piccolo di essere presente per dargli un contributo. RB Motorsport continua con dei programmi sia nazionali che internazionali, perciò sempre tante vetture presenti, un team ormai rodato. Sì, diciamo che ci siamo impegnati parecchio, lavoriamo prevalentemente all'estero, dove ci stiamo strutturando in una maniera abbastanza importante. Sono molto contento perché gli sforzi fatti negli anni precedenti pian pianino mi portano adesso a qualche risultato che mi fa piacere. L'inizio di luglio c'è Rally Valli della Carnia, anche lì il parco macchine di RB Motorsport al gran completo. Sì, Carnia è sempre sicuramente la gara più bella che nell'assoluto abbiamo qua in Friuli, e non solo in Friuli, ed è organizzata in una maniera eccellente, dove comunque noi siamo presenti con tutte le vetture, perché c'è un richiamo impressionante per questa manifestazione. Qui è stato al mezzo anche Carlo Zinutti, qua per solidarietà, ma prossimamente anche nella sua gara di casa il Rally Valli della Carnia. Sì, qui siamo venuti in pista oggi perché a me i disabili, i bambini, i ragazzi è la mia passione e mi piace trasmettere qualche piccola emozione, se possiamo anche fare un po' di show. Sì, dopo fra un po' pensiamo al Carnia, quest'anno debutto con mia figlia Beatrice, prima gara in assoluto, e le prove sono molto belle, tecniche, cerchiamo di fare una buona prestazione come abbiamo sempre quasi fatto, insomma. Classe e vettura per il Valli della Carnia? Sempre la 6, la mia macchina del cuore, per il momento quella, poi per un futuro vedremo, insomma. Sarà sempre dura per gli avversari perché solitamente il primo gradino è prenotato. E è sempre dura per tutti, comunque una bella classe, una bella macchina e anche una bella gara. Poi anche una soddisfazione di aver in comune con tua figlia questa passione per i rally, lei al tuo fianco a navigarti. Sì, Beatrice me l'ha chiesto e sono stato molto orgoglioso, un po' di... speriamo di fare bene perché è la prima gara che facciamo, no, non è la prima gara che facciamo assieme, però è una gara di rally importante, così la facciamo io e lei e spero appunto di fare un buon risultato, insomma. E dopo, come dico sempre, avere la figlia a fianco è un'emozione unica. In pista al mezzo, reduce da una bella vittoria in Valle Camonica in campionato italiano velocità in montagna, c'è anche Andrea Crivellaro. Parliamo della tua gara, una bella soddisfazione uscire dal tuo standard, andare in una gara immagino nuova e conquistare il primo posto di classe. Sì, direi di sì, era la prima volta per me alla Malegno Borno, è una bellissima gara con un bel tracciato e non abbiamo corso neanche con condizioni meteo proprio favorevoli, soprattutto la domenica gara 1 l'abbiamo fatta sotto la pioggia, gara 2 l'abbiamo fatta con l'asciutto ma con le gomme da pioggia e direi che è stata una bella vittoria. E sei qua invece in altra veste per la solidarietà, per chi è meno fortunato di noi, metti a disposizione la tua vettura e questa è una gioia per i tanti ragazzi che possono salirci. Sì, io infatti diciamo che ho apprezzato l'iniziativa che ha fatto l'amico Giancarlo e naturalmente ho dato il mio assenso. Diciamo che oggi faccio correre mio figlio che insomma lo faccio divertire un pochino. È una bella manifestazione e vedo che tutti questi ragazzi qua insomma sono molto contenti, ecco. Prossima gara per te? E adesso probabilmente la salita del Nevegal a fine luglio, ci sarebbe lo slalom a Trieste la settimana prima ma probabilmente lo farà Nicola al mio posto, io farò sicuramente il Nevegal. Nuove leve che crescono in pratica? Sì, spero di sì, doveva debuttare alla Verzegnis, quest'anno purtroppo alla Verzegnis non l'abbiamo fatta e abbiamo rimandato il debutto a Belluno, insomma, a fine luglio. Qua vengo molto spesso perché le macchine, i motori per me sono un divertimento e anche una gioia. Oggi però in modo particolare danno la possibilità, c'è la possibilità di guidare le macchine a persone che hanno qualche magari disabilità, qualche difficoltà
ma si dimostra che i motori e lo sport avvicinano queste persone nel mondo intero in genere. Una struttura questa che può essere ampliata per alzare l'asticella. Ma sicuramente sì, secondo me innanzitutto va messa in sicurezza dal corso dell'acqua qui a fianco, ma soprattutto allungato il percorso per entrare in circuiti sempre più importanti e sempre più, diciamo, interessanti dal punto di vista dei motori. Io anzi invito anche chi non è ancora venuto di venire qua e soprattutto a partecipare ai corsi di guida sicura, perché ti insegnano a controllare la macchina in momenti di difficoltà che molti di noi non sono preparati. Ma la soddisfazione più grande è quella di essere con il Gianni Marchiol e soprattutto anche con questi ragazzi che stanno provando delle emozioni sicuramente molto forti. È bellissimo partecipare a questa cosa. La mia grande fortuna è quella di avere proprio Gianni al mio fianco e io di essere stato al suo fianco. È un uomo che ha ancora molto ma molto da insegnare a tutti quanti noi. È sempre stato il nostro grande maestro, ma lo è ancora e ha veramente ancora tante carte da giocare al suo mazzo sicuramente. Baschirotto, autore del libro, sembra che ci sia bisogno di una nuova ristampa visto il successo. Effettivamente non aspettavamo una cosa di questo genere, ma il modo con cui è stato fatto il libro a livello di romanzo, descrivendo anche con molti particolari le sensazioni che si hanno nel guidare una vettura da corsa, sensazioni che ovviamente si possono descrivere solamente dopo averle provate, genera in chi lo legge delle particolari emozioni, per cui effettivamente sta avendo un bel successo. Grazie al ragazzo che vendeva le frittelle, molti hanno conosciuto un Gianni Marchiol che magari non conoscevano, quello calciatore o quello pilota. Ma Gianni Marchiol è una persona che ha tanti lati molto positivi, oltre che da pilota, come lo conoscono direi la quasi totalità. Lui ha avuto un successo enorme giocando a calcio e non dimentichiamo che si è distinto anche con la bicicletta. Non dimentichiamo che a 73 anni ha vinto una scommessa con se stesso di fare lo zoncolan dalla parte brutta, senza mettere sul piede per terra. Quindi una persona con una volontà strepitosa e che ha trasmesso questo in molti giovani che sono venuti a ringraziarlo alla presentazione e tuttora lo ringraziano continuamente. Una bella iniziativa qua in pista a Tolmezzo, c'è Gianni Marchiol, ospite d'onore, un campione sia in campo di gara che fuori. In questo caso ha avuto l'opportunità di tornare alla guida di una Ritmo 130. Quali sono state le sensazioni, Gianni? Qui siamo messi a disposizione dall'amico Gianni e questo mi fa piacere perché da fare queste iniziative qua con dei ragazzi che hanno delle problematiche mi fa piacere sempre. Come noi siamo sempre stati propensi a fare questo per i ragazzi con dei problemi. Ecco, dalla pista si impara molto, pista, kart, tu sei un esempio perché è l'università dell'automobilismo. Io ritengo la pista sia l'università dell'automobilismo, anche perché ti dà l'opportunità di sbagliare e capire perché hai sbagliato, e quello è molto importante. Io ho vinto tutti e 3 i campionati, tanto in salita che in pista che nei rally. Sono tutti e 3 diverse come guida, però ritengo che la pista sia quella che dà l'opportunità a capire gli errori che fai. Il ricordo più bello di una delle 3 vittorie, cioè velocità in salita con la Scirocco poi in pista o con la Porsche nel 78 assieme a Jean Campeis nei rally, qual è delle 3 quella che hai più nel cuore? Il mio amore è sempre il rally. Con Campeis abbiamo fatto grandi cose perché si provava poco e si andava anche a buio, si può dire. La pista per me è stata la cosa più entusiasmante che mi è successo, perché ho combattuto contro gente che aveva dei poteri finanziari elevati e difatti Martinis ha detto una bella cosa un giorno,
mi ha detto: mi dispiace Gianni una cosa, di non aver avuto la possibilità finanziaria per competere con i più migliori. Però i BMW stavano dietro, anche se avevano un potenziale maggiore in quegli anni. E anche gli Escort stavano dietro. Erano macchine plus ultra, però noi avevamo una macchina eccezionale, veramente eccezionale. Che sensazione, tanti amici a farsi firmare da te l'autografo per il libro che sembra stia andando veramente molto bene. Te l'aspettavi così? No, non me l'aspettavo, perché come sono sempre stato un po' un tipo particolare, e allora quando dovevo mandare in quel paese, mandavo in quel paese, e allora non pensavo che questo avesse un riscontro così. E sono felice perché, intanto perché il libro è stato fatto prima che io morissi, e di solito ti premiano sempre dopo morto, no? E questo mi ha fatto piacere. Bruno Dorigo, com'è nata questa grande passione per il marchio Abarth? È nata naturalmente da ragazzo, quando avevo 15-16 anni, vedendo queste macchine con il rumore particolare naturalmente, e poi macchine piccole così, scattanti, così veloci, naturalmente erano macchine da record, macchine che non potevano non piacere, e neanche adesso che ho 72 anni mi piacciono ancora di più, perché pensando a quello che ho visto sulle salite, sulle piste, conoscendo i piloti e poi tutto il resto della mia vita, la passione per i motori, diciamo, in particolare le Abarth. Una grande passione che poi ti ha permesso piano piano in tanti anni di raccogliere quello che poi è un archivio, sia per quanto riguarda scritto, contratti, ma anche vetture, pezzi di ricambio, motori. Qua da te si respira veramente un'aria di altri tempi, ma soprattutto tanti pezzi che fanno venire in mente i successi Abarth. E naturalmente tanti pezzi Abarth. Abarth, se per me mancherò anch'io, naturalmente è una passione che non potrò mai lasciarla, mai, proprio nel sangue da ragazzo, che poi ti farò vedere i documenti che ho sopra e da lì capisci che veramente era quella. Gli appassionati Abarth qua trovano pane per i loro denti, perché qua c'è tantissimo, soprattutto la grande passione che si respira in una collezione unica. Sì, posso essere molto sincero, ho tanti amici che vengono sempre, naturalmente, non è che vengono una volta, ogni volta che vengono voglio sempre perdere tempo qui dentro, che tante volte dico ma adesso basta che mi stanco anch'io, se no. Naturalmente tanta gente dall'estero mi chiama, giapponesi addirittura, tedeschi, francesi, austriaci che sono stati poco tempo fa, e naturalmente è una passione ormai in tutto il mondo che non tramonterà mai l'Abarth. E poi c'è anche un grande sacrificio economico, di tempo dedicato alla passione della vita. E beh, quello in particolare, naturalmente. Allora, il pezzo in cui Bruno Dorigo è più legato all'Abarth, che è qua proprio a Maniago. Il pezzo che, diciamo, veramente, per dire la verità, non è proprio qua, è a Udine, da Salaris. Spieghiamo cosa. A dire la verità, voglio che prima di fine anno sia la macchina a casa, perché è quel pezzo che mi interessa di più. La doppia gobba? No, è il 1000 radiale. Il 1000 radiale? Sì, quello che fece l'assoluto Dante Gargan nel 71. La macchina è un ex Merzario, una macchina buona, una macchina che ha una storia, insomma. Il Merzario, ad esempio, su poi potremo vedere anche i contratti firmati da Arturo Merzario, poi anche famoso per le vicende in Formula 1 con la Ferrari, soprattutto perché ci sono tanti documenti che possono testimoniare la storia Abarth, che fortunatamente sono qua. Certamente Arturo Merzario era un pilota ufficiale, uno che ha fatto tanto all'Abarth e ora presente sta facendo, perché naturalmente è stato un pilota molto famoso, specialmente per Carlo Abarth e per la sua tenacia che aveva. Diciamo che Merzario è stato uno degli unici, anche gli altri, però Merzario è stato veramente quello che più di lui non poteva fare all'Abarth.
ci siamo trasferiti nella zona pista per quanto riguarda l'Abarth. Qua un'altra pagina di storia. Sì, qua è un'altra pagina di storia. Diciamo che questo pezzo di museo è l'ultimo pezzo che io ho allargato, perché naturalmente le macchine non mi stavano di là e ho pensato di rovinare un po' il capannone dei trattori per portare via un po' di spazio per esporre queste belle cose. Di là poi c'è anche la tuta e il casco di Michele Alboreto. C'è anche lui partito con l'Abarth, naturalmente. Adesso non mi ricordo più se la Formula 2000 oppure la Formula Italia, naturalmente anche lui è venuto fuori dalle Formula Abarth. Tu eri più legato alle vetture da pista, da salita, oppure le classiche che si vedevano poi elaborate in giro, che facevano veramente bella mostra di sé nelle strade italiane? Sì, io ero legato molto alle piste e alle salite più di tutto, naturalmente i rally un po' meno, diciamo perché forse? Perché ho visto più le piste che le salite che i rally e naturalmente mi piacevano le macchine da competizione sulle piste e sulle salite. E poi parlando di rally, hai avuto anche la possibilità di essere ammirato in tutto il tuo lavoro anche da Niki Biasion, 2 volte campione del mondo rally. Sì, Niki Biasion in particolare è sempre disponibile, è una persona molto, molto simpatica e poi quando lo chiami lui è sempre pronto. Parliamo dei tempi moderni, c'è questo rilancio per quanto riguarda il marchio Abarth, che però non è la cosa che forse tu prediligi, no? I tempi moderni diciamo che sono cambiati veramente, perché sono tutto all'opposto. Naturalmente le Abarth di oggi sono Abarth per modo di dire. Diciamo che la 500 è molto simpatica e anche bella, macchina molto grintosa, non posso neanche sputare su questo marchio, ecco, perché la macchina è valida, dai, è bella. Come in tutte le belle collezioni manca però un pezzo. Qual è il rammarico, Bruno? Il rammarico, mi piacerebbe avere un bel 1000 SP, un 4 fari, non voglio il 3000 per l'amor di Dio, ma almeno un 1000 Cune, un 1000 SP, una barchietta in poche parole, mi piacerebbe averla, però sono già prezzi, quindi non è per il mio, non è per la mia portata, ecco. Dando un'occhiata così ai tanti documenti che tu hai, contratti di piloti, qual è quello più particolare, quello che ti ha un po' colpito, le cose diciamo che hanno fatto la storia di Abarth che tu hai proprio in un archivio privato? Mi ha colpito molto quello di Franco Patria. Franco Patria purtroppo è stato un ragazzo molto giovane, bravo ragazzo, un bravo pilota, ha avuto la sfortuna che quando usciva dai box purtroppo è mancato e naturalmente lui, io so che non so se ha fatto 13 gare e 13 gare le aveva vinte tutte, era un pilota molto bravo e mi è rimasto perché purtroppo è mancato così giovane, naturalmente una morte bestiale, perché lui usciva dai box, passato l'altro gli ha portato via la testa e naturalmente dopo anche gli altri, però in particolare lui. Non ho conosciuto io ho conosciuto bene come pilota Leo Cella negli anni 60, lui veniva su in Svizzera e l'ho fatto molto amico con lui e poi naturalmente anche Mezzario, non ne parliamo di Ortner, tutti i piloti di Formula 1, di Ferrari, di Sarti, di Parks, tutti i piloti degli anni 60 e fai conto che io mangiavo con loro. Però era molto più semplice, era molto più facile andare con loro, capisci? Adesso è tutta un'altra cosa, non devi stare attento di tutto, non puoi andare qua, non puoi andare là. Una volta era molto più bello, le corse erano spontanee, capisci? Era la macchina che il pilota doveva guidare, invece adesso è tutto il contrario, è la macchina che guida il pilota. Dunque è bello anche adesso, per l'amor di Dio, però il progresso non è che ha fatto tanto bene, ha portato indietro per tante cose. Perché se ritorniamo indietro vediamo veramente le corse, vediamo i piloti, capisci? Nero per